La mia lingua. 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 A mia lingua è a voce di mia maiore. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? Allora, Gorzo l'abbiamo imparato da Mino in casa. Allora, non penso mica che hanno cercato di tramandare la mia lingua. Tanto non c'era mica conoscenza di suo bisogno. Ma era sempre in bocca a mia sia, o a mia nana, tanto in Sarte, con casa la briva. E io ero sempre in cunedi, era niente che mi tieni. E si è fatta così. E poi 30 anni fa, o Gorzo si sentiva un po' un ignalogo. In paese, in carruggio, nei magazzini. Era più facile, non si poteva passare accanto. Quando la parlate a lingua gorsa? Soprattutto in famiglia, in cui i miei parenti, mio marito, i miei suoceri. E poi di noi, in cui i miei nipoti, Lesia, che ha 5 anni, di vedere da capisci, che da cominciare a rispondere, è sempre un piacere. L'imprato di noi in cui i miei amici e non mi trovato, posto che ho passato un corso bilingue di professore di scuola. Chi rappresenta per voi la lingua gorsa? Per me rappresenta parecchi affari. Rappresenta i miei cittadini, tutti i momenti passati in famiglia, in cui i miei maiori, i miei paesi, i miei luoghi, in cui sa maniera speciale di parlare. Per me, o taravese e o ruchigiano sono migliori. E poi di noi rappresenta avere questo piacere quando non ci ritroviamo con gli amici. Certe volte una parola in corso ci porta più lontano che dici in francese. E così ci campiamo. E tanto è la lingua da contentezza. Come dite la bene di la lingua gorsa? È vero che oggi il Gorzo si ne parla molto, ma si sente poco. Anche se abbiamo una piazza larga di più. Ci sono scuole bilingue, è una lingua che si può studiare, la sua letteratura è riconosciuta, è più che riconosciuta. Dunque, penso che ci continua in suo senso, che da ripetersi la sua piazza nella sua città, ma di noi che da diventarsi la lingua del pane. Ci vorrebbe che da diventarsi la lingua del pane, e così la lingua di tutti.